Ha detto: ho cercato di fare dei testi che fossero soprattutto suono. Rifiuto il mito del cantautore poeta. Per me le parole devono essere più musica che poesia. Questo piccolo grande amore ha venduto in pochi giorni dalla sua uscita 800.000 copie. La pubblicazione di Mondo è stata seguita da un tour davvero trionfale nelle più grandi città italiane. Il Mondo Tour, con stupefacenti effetti e un mega schermo posto dietro il palco per proiezioni in diretta e registrate. Il ragazzo della Via Gluck, presentato a Sanremo nel 1966, non venne apprezzato dalla giuria, che la eliminò subito dalla gara. A vendicare l'ingiusta esclusione furono i milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Una delle sue più belle e applaudite interpreti è stata Fiorella Mannoia, che nel 1987 ottenne il premio della critica al Festival di Sanremo con un suo brano, Quello che le donne non dicono. Ha creato una world music che supera i confini degli stati e va dritta al cuore della gente. Artista eclettico e vocalist delle mille possibilità, ha spaziato dal moduli folk e rock blues a un hard pop e a un funk molto moderni ed estremamente piacevoli. Anni di emozioni e canzoni che vanno dritte al cuore. Claudio Baglioni, questo piccolo grande genio della canzone italiana, nasce il 16 maggio 1951 nel quartiere popolare di Centocelle, da padre maresciallo dei carabinieri e madre sarta. Figlio unico, studia da geometra e presto, con alcuni amici, dà vita a un complessino beat. A soli 14 anni vince il concorso Voci Nuove di Centocelle, quindi partecipa al programma Fuori la Voce condotto da Pippo Baudo e l'anno seguente compone 3 brani per il film di Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna. Ma è nel 1972 che Baglioni raggiunge il successo con Questo piccolo grande amore, che gli procura un'immensa popolarità e diviene il simbolo di un'intera generazione. Dal 1974 al 1981 continua a scrivere canzoni che riscuotono un favore sempre crescente, rendendolo l'idolo di milioni di fan. E tu, in collaborazione con Vangelis, Sabato pomeriggio, Solo, E tu come stai? Strada facendo. La nascita del figlio nel 1982 apre una nuova fase nell'esperienza artistica e umana del cantante. Al piccolo dedica la canzone Avrai e nello stesso anno gira l'Italia con uno spettacolare tour, Ale Oh, che ottiene ovunque uno strepitoso successo. Nel 1985 pubblica l'album La vita e adesso e parte per una lunghissima tournée. Ma è l'anno dopo, con il tour a solo, che Baglioni trova una nuova, interessante dimensione artistica cantando e suonando da solo vari strumenti grazie a sofisticate tecnologie elettroniche, esperienza che darà vita al felicissimo triplo live omonimo. Ormai il cantautore romano può vantare decenni di attività e festeggia questa gloriosa tappa nella sua carriera con lo splendido album Oltre, dopo 20 anni di attività, cui partecipano artisti del calibro di Pino Daniele, Youssou N'Dour e Paco De Lucia, e che 2 anni dopo porterà il cantante a realizzare a solo, oltre concerto, con 14 brani registrati dal vivo. Nel 1995, dopo 5 anni di solitudine e meditazione, lontano dalla scena musicale, il cantante dà alla luce Io sono qui, album audace, di taglio quasi cinematografico, portato alle stelle dalla critica e diventato subito un cult. E ancora una volta Claudio offre il meglio di sé, lasciando spaziare la sua musica tra jazz e baccini, swing e bolero, dopo Uopo e Caraibi, e raccontando sentimenti e storie che appartengono a noi tutti. Tenero e romantico, duro e graffiante, è un portavoce della musica italiana. Ama molto Bologna, Luca Carboni, la città dove è nato il 12 settembre 1962 e dove ha conosciuto artisti del calibro di Lucio Dalla, Francesco Guccini, Vasco Rossi. Proprio dal clima che si respira nella sua città è nato il suo credo, l'aspirazione a un mondo che metta idealmente fuori legge la cultura dell'intolleranza e inviti all'amore e alla fratellanza universale.
Quarto di 5 fratelli, fin da piccolo è spinto dal padre, appassionato musicologo, a studiare pianoforte e intanto si iscrive a ragioneria e in seguito a una scuola di agraria. Ma il bisogno di dedicarsi completamente alla musica si fa sempre più urgente. A soli 17 anni Luca scrive alcune canzoni e debutta come paroliere nel primo album degli Stadio con il brano Navigando Controvento. Nel 1983 entra a far parte della casa discografica di Lucio Dalla e già l'anno dopo pubblica il suo primo disco. E intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, che vende 30.000 copie. Un esordio quasi miracoloso? Forever, che esce nel 1985, raggiunge le 70.000 copie. Dopo una breve parentesi in cui si dedica alla pittura, Luca pubblica 2 nuovi album, Luca Carboni, 1987, e Persone Silenziose, 1989, che si assicurano un'incredibile popolarità e la vetta nelle hit parade. Le sue canzoni sono adesso più dirette, essenziali, il suo linguaggio musicale più graffiante. 2 di esse, Silvia Lo Sai e Farfallina, diventano l'emblema di una generazione. Nel 1992 dà alle stampe un grandissimo disco, Carboni, che ben esprime il disagio e le inquietudini dei giovani e racconta i problemi delle grandi città, la violenza, la mafia. Nel 1993 vive l'esperienza di alcuni concerti dal vivo con Jovanotti, tra rap e melodia, e pubblica il suo 6º album, Diario, splendido riassunto in 14 canzoni della sua vita. Dopo quasi 2 anni di silenzio, vede la luce e balza subito al top delle classifiche Mondo, un concept album più crudo rispetto ai precedenti. Ancora una volta Luca riesce a dar voce ai conflitti e alle speranze di un'epoca, invitando i giovani a superare una realtà spesso troppo campanalistica in inno nazionale e a preparare un mondo dove pregiudizi e barriere non esistono più. Fatti e misfatti, impegno e trionfi del molleggiato nazionale. Genio creativo e provocatorio, incredibile hitmaker ed eroe popolare in grado di trascinare le folle, Adriano Celentano nasce in via Gluck, Milano, il 6 gennaio 1938. I primi sintomi della sua passione per la musica si manifestano presto. Giovanissimo, quando ancora lavora come orologiaio, passa il tempo libero ad ascoltare le canzoni di Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard, scoprendo un mondo ancora poco conosciuto in Italia, quello del rock and roll americano. Intanto incomincia a frequentare il Santa Tecla, tempio milanese della musica jazz e il luogo d'incontro dei primi cultori del rock, dove conosce Tony Renis, con il quale tenta la strada nel cabaret. Ma è il 1957 l'anno del primo trionfo, con Ciao ti dirò, che Adriano canta accompagnato dai mitici Rocky Boys, tra i quali militano anche Enzo Iannacci e Giorgio Gaber. Nel 1959 stravince ad Ancona con Il tuo braccio è come un rock, e poco dopo ottiene il 2° posto a Sanremo con 24.000 baci, nonostante l'opposizione del pubblico più conservatore. La carriera di Adriano prosegue a un ritmo vertiginoso, fonda il clan con Claudia Mori, Don Bacchi, Ricky Gianco, i Ribelli di Demetrio Stratos e si assicura successi clamorosi come Stai lontana da me e Sei rimasta sola. È il 1966 e Adriano ritorna a Sanremo con Il ragazzo della via Gluck, che diventerà quasi un inno nazionale e introdurrà il discorso ecologico e sociale continuato poi con L'albero di 30 piani e Svalutation. Anche la sua carriera di attore intanto va avanti a gonfie vele. Dopo La dolce vita, 1960, e Serafino, 1968, in un susseguirsi di film che superano ogni record di incasso, da Air Più a La bisbetica domata, Asso, Innamorato pazzo, Bingo Bongo, Yuppidoo, che firma anche come regista. Appare anche in televisione con Il discusso fantastico 1986. Nel 1987 incide il disco La pubblica ottusità e nel 1991 Il re degli ignoranti. Con l'album Arrivano gli uomini ritorna alle atmosfere anni 70 e alle canzoni d'amore con la grinta e la capacità di seduzione di sempre. Una vita tra musica e parole. Milanese, nasce nella capitale lombarda il 5 giugno 1957, Enrico Ruggeri frequenta il liceo classico e, grazie anche alla madre musicista,
si dedica allo studio del pianoforte, trasformando questo suo impegno nel grande amore di una vita. A 18 anni fonda la sua prima band, Josephat, sull'onda del più classico rock, ma poi, sensibile alle nuove tendenze, vira verso il punk e costituisce il gruppo dei Decibel, con il quale incide il primo album della sua vita. Il titolo è già tutto un programma: Punk. Ma il 1980, l'anno che vede l'entrata della band sulla scena discografica italiana, con il brano Contessa, presentato a Sanremo, cui fa seguito l'album Vivo da Re. 2 anni dopo, abbandonati i Decibel, Ruggeri incide il suo primo album da solista, Champagne Molotov, e un passo importante che segna l'inizio di una carriera tutta in salita, sia come cantante sia come compositore per altri artisti, e vede affermarsi il suo stile, fatto di frasi brevi, essenziali, con cui canta l'uomo, la sua solitudine e le sue speranze. Nel 1983 compone per Loredana Bertè la bellissima canzone Il mare d'inverno e realizza una serie di album dai titoli emblematici: Polvere, Presente, Tutto scorre. Nel 1986 esce Enrico VIII, il suo ottavo lavoro, che gli fa ottenere il primo disco d'oro della sua carriera e lo consacra come uno dei più grandi cantautori italiani. Ma il vero momento per Sanremo arriva adesso, e il trio con Morandi e Tozzi vince il festival con la canzone Si può dare di più. Da questo momento in poi Ruggeri pubblica un album quasi ogni anno e compone canzoni per alcuni dei più grandi interpreti del momento, oltre a Fiorella Mannoia, Mina, Morandi, Cocciante. Gli anni 90 sono contraddistinti dalle pubblicazioni di 3 importanti lavori: Il Falco e il Gabbiano, Peter Pan e soprattutto La Giostra della Memoria, che presenta 16 straordinari greatest hits e un nuovo brano, Mistero, la canzone con cui ha vinto per la prima volta da solista il Festival di Sanremo. Si è poi scatenato in un disco imprevedibile e profondo, Fango e Stelle. Sono i brani, cantati anche in napoletano e in francese, che fanno pensare più alle stelle che al fango, complice anche la stupenda chitarra di Luigi Schiavone. La sua non è musica, ma magia pura. L'uomo che ha inventato il reggae, Robert Nasta Marley, nasce nel febbraio del 1945 in Giamaica da una famiglia povera ma decorosa. Giovanissimo intuisce che la musica è la sua strada e già a 15 anni incide il suo primo 45 giri, ma la svolta decisiva per la sua carriera avviene nel 1964, quando insieme a Peter Tosh e Bunny Wailer fonda il gruppo The Wailers, che nel 1969 legherà a uno dei più famosi produttori giamaicani, Lee Perry. Nascono così 2 album, Soul Rebel e Soul Revolution, seguiti nel 1973 da Catch a Fire Burning. Successi che porteranno sulla ribalta mondiale una musica che parla dritta al cuore ed esprime tutta la rabbia di un popolo di fronte all'ingiustizia e alla repressione. 2 anni dopo, Peter Tosh e Bunny Wailer decidono di andare per la loro strada. È un momento cruciale per Bob, che ribattezza il gruppo Bob Marley and the Wailers, includendovi un trio di voci femminili, tra cui quella della moglie Rita, e incidendo il geniale Live con la mitica versione di No Woman No Cry. La fama di Marley, ormai considerato eroe nazionale in Giamaica, e il magico sound del reggae dilagano in tutto il mondo. La sua battaglia però non piace a tutti e Marley, nel 1976, viene ferito in un attentato, ma la sua carriera non subisce arresti. Nel 1977 è la volta di Exodus, che resta per ben 56 settimane in testa alle classifiche britanniche e a cui fa seguito un doppio live stupendo, Babylon by Bus, diventato un album a buon diritto considerato tra i 10 che hanno fatto la storia della musica. Nel 1980 Bob Marley si esibisce, su invito del presidente dello Zimbabwe, nella capitale del paese, finalmente indipendente, mandando un delirio 1 milione di persone. Poco dopo canta a Torino e a Milano, sempre accolto da una folla osannante. Intanto ha ricevuto anche una medaglia per la pace dalle Nazioni Unite, ma presto si manifestano le prime avvisaglie del suo male. Nel 1980 ha un collasso mentre fa jogging in Central Park a New York
e il suo tour negli Stati Uniti viene annullato. Muore nel 1981, a soli 36 anni, a Miami, per un tumore al cervello. La voce da nero bianco che ha conquistato il mondo. Rod Stewart nasce il 10 gennaio 1945 in un sobborgo operaio di Londra, da una famiglia scozzese, e dopo una promettente carriera come calciatore si mette a girovagare per l'Europa con un amico folk singer. Rimpatriato a forza dalla Spagna, decide di dedicarsi anima e corpo alla musica. Nel 1964 entra come voce seconda dei Five Dimension, piccolo ma rampante complesso di British blues, e pubblica il suo primo singolo, Good Morning Little Schoolgirl. Ma l'incontro decisivo per la sua attività avviene nel 1967 con Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi della scena musicale inglese, con il quale pubblica 2 album. Nel 1969 entra a far parte del gruppo dei Faces, producendo con loro 3 bellissimi LP. Continua intanto la sua attività di solista, incidendo vari album. Il secondo, Gasoline Alley, gli conquista la fama di straordinario vocalista e scatenato performer, imponendolo all'attenzione di tutto il mondo. Il terzo, Every Picture Tells a Story, resta a lungo in testa alle classifiche inglesi e americane. Nel 1975 ecco la grande svolta. Rod decide di trasferirsi a Los Angeles e dal rock passa a un blues più sofisticato con echi di black music. I 2 album americani, Atlantic Crossing e Night on Midtown, si rivelano subito 2 successi di portata mondiale. I singoli Sailing e Tonight's the Night risultano più venduti dell'anno, seguiti da brani ormai leggendari come Young Turks, Infatuation, Just Like a Woman. Nella seconda metà degli anni '80 la voglia di rinnovamento si fa sempre più urgente e Rod inserisce nelle sue ballate nuovi accattivanti ritmi funk. Nel 1989 propone Storyteller, un'antologia completa della sua opera in 65 brani struggenti. Nel 1991 l'album Vagabond Hearts, dedicato alla memoria del padre, dove interpreta canzoni di Van Morrison e Robbie Robertson. Nel 1993 Unplugged and Seated, che raccoglie le hit più famose della sua carriera, ripropone in versione acustica e che solo nelle prime 2 settimane ha venduto milioni di copie. Grande successo ha ottenuto anche l'album If We Fall in Love Tonight, con 4 brani inediti e canzoni d'amore interpretate con superbe bravura. Un leggendario gruppo rock targato GB. Personaggio spregiudicato e affascinante, vocalist, autrice di testi e chitarrista. È sempre stata lei, Chrissie Hynde, l'anima dei Pretenders. Nata nell'Ohio, Stati Uniti, appena ventenne si trasferisce a Londra, dove scrive su una rivista di musica e poco dopo fa la sua entrata nella scena punk inglese collaborando con Malcolm McLaren e il suo gruppo. Dovrà però aspettare il 1978 per fondare una band che porti il suo nome, con Pete Vernon, James Honeyman Scott e Jerry McLaughlin, che nel 1979 prenderà quello di The Pretenders. I 4 bruciano le tappe e il loro terzo singolo, Brass in Pocket, arriva al primo posto nelle Top 10 Hack inglesi, attirando l'attenzione di big del rock inglese come Nick Lowe e Paul McCartney. Nel giro di 2 anni i Pretenders pubblicano 2 album e compiono lunghe tournée in giro per il mondo. Durante una di queste Chrissie conosce Ray Davies dei Kinks e con lui inizia una travolgente relazione sentimentale. Le quotazioni dei Pretenders sono ormai alle stelle e i loro album Talk of the Town, Message of Love e I Go to Sleep balzano ai vertici delle classifiche. Ma quel momento così magico per la loro carriera non dura a lungo. Una serie di disavventure segna inesorabilmente il futuro del gruppo. Nel 1982 James Honeyman Scott muore per collasso da stupefacenti, seguito l'anno dopo da Pete Vernon. Chrissie non si arrende, ma decide di andare avanti e ricostruire il gruppo. Nell'84 i nuovi Pretenders pubblicano il loro terzo album, Learning to Crawl, che ottiene subito un folgorante successo e poco dopo partono per un tour con i Simple Minds. Intanto anche il chiacchierato rapporto artistico e sentimentale con Ray Davies è arrivato alla parola fine e Chrissie si sposa con Jim Kerr, il cantante e la mente del gruppo.
Da allora in poi la leader continua la sua attività collaborando soprattutto con altri artisti, come gli UB40, con i quali incide due fortunatissimi single, I Got You Babe e Breakfast in Bed. Il 1986 vede l'entrata nella band di due musicisti neri, ma il successo non è quello sperato e la formazione viene di nuovo rivoluzionata. 4 anni dopo i Pretenders riconquistano il loro pubblico con quel magico sound che li ha resi assolutamente unici nel panorama musicale del mondo intero. Nasce l'album Last of the Independents, con la stupenda ballata I Stand By You, e il gruppo ritrova il proprio posto in testa alle charts inglesi e nel cuore dei fan.